passa di me? Don Pasquale, se posso, ma queste cose extraconiugali, ma non è meglio tenerle lontane dal lavoro? Non capisci niente? Accompagnami, le voglio fare un regalo. Ci sono tante cose belle, capito? Posso essere utile? E in verità dovrei fare un regalo a una bella signorina. Certo, e che taglia vi occorre? Diciamo che più o meno è come lui, va? La barba è come loro. No, nel senso magrolina, alta, snella, come fisicità. Vabbè, vi informo e vi faccio sapere, grazie. Perché mi sta tirando? Vieni con me, mi è venuta un'idea. Yamma in due camerini, yamma. Che mi fai in due camerini? Non ti vergognare, vieni. Però. Oh, Che sui piano. tacchi non so camminare. Ma poi era necessario pure farmi mettere la parrucca, per forza. Eh beh, certo, per farmi rendere conto, no? Vedi che stai C'è la benissimo. gente che guarda. Guarda come stai bello, ti sta a pennello, A ti me. sta a pennello. Che poi? Chi è? Signora, come si chiama lei? Ma chi? Lei come si chiama? Come mi chiamo io? Come si chiama? Candida. Oh, Candida. Sì. Mi creda, Candida, è un colpo di fulmine vero sì, e proprio. quello ti davano un colpo di fulmine. Ringrazia Dio che io ho una moglie a casa. Pure io la tengo a casa. Anche lei? Che cosa? No, dico, anche io potrei infatuarmi, ma non è il caso, no. adesso non è il caso. Devo andare via. devo No, andare Candida, Candida, la prego. No, ma c'hai- Io la amo, Candida. Candida, resti qua, Candida! Qui, caro Don Pasquale! Io esco fuori per mangiare. Buon appetito, Don La Pasquale. pausa pranzo tu non la fai? No, resto volentieri qua. Vir come tu dica, le cofecchie, le tarantelle extraconiugali devono stare fuori dal lavoro, hai capito? Chi si sono 3 giorni che sa che fuori? O sentono e risolvi! 3 giorni che io ti sto aspettando. Io sono innamorato perdutamente di te. Ti prego, vieni, non mi lasciare da solo, ho bisogno di te.